Voi mi garantite 25-20 edizioni al mese, ma sono false, perché vedete che non viene a mangiare da me. Sì, sono recensioni che servono a aumentare il posizionamento su TripAdvisor. Quindi false. Sì, E quanto costa questo? dipende dal pacchetto che scegli, da un minimo di 125 euro a un massimo di 320 euro. Un'informazione falsificata per migliorare le recensioni negative sul portale TripAdvisor in cambio di denaro. Questa è la proposta arrivata da alcuni ristoratori e albergatori veneti che hanno immediatamente segnalato la truffa. E alle volte si può gestire la reputazione, che è qualcosa di ancora più grave. Questa è stata la preoccupazione di quei ristoratori che mi hanno segnalato di essere oggetto, a seguito di una recensione negativa, di richiesta di mettere in ordine la reputazione. Allora vuol dire che si può giocare anche su questo, il consumatore non è al corrente, fa le scelte anche guardando alcuni strumenti attraverso la rete e quindi sceglie, preferisce o esclude un ristorante o un albergo, e questo non possiamo permetterlo. In Veneto sono oltre 100.000 gli occupati stabili dentro il mondo del turismo, sono quasi 18.000 le aziende e noi a queste dobbiamo guardare per tutelarle. Da assessore al lavoro mi sono fatta carico di questa battaglia e chiederò alle associazioni di categoria di aiutarmi nel raccogliere le segnalazioni che porteremo poi all'onorevole Gardini. Garantire la trasparenza di portali web e la veridicità dei commenti contenuti è l'obiettivo dell'europarlamentare Gardini. Ho subito presentato un'interrogazione che abbiamo preparato insieme anche con l'assessore Mosco, che a Padova ha raccolto le stesse preoccupazioni. Quindi noi dobbiamo vedere l'Europa che si occupa dell'agenda digitale, che cosa sta facendo e cosa può mettere in campo per migliorare ulteriormente la protezione del consumatore e anche degli operatori, soprattutto quelli di piccole e medie dimensioni che non hanno la forza delle grandi catene. E poi anche perché non crolli la fiducia nella rete.